Scuole Ballo, quinta videolezione, quinta unità didattica dedicata al ballo popolare sardo, nel caso specifico dedicata a Subassu Edrese, un ballo tra i più amati degli ultimi anni in Sardegna. Questo ballo è originario di un piccolo paese della provincia di Oristano, dell'area del Barigadu. Il paese è Nughedu Santa Vittoria e il padre di questo ballo è il famoso organettista Tonino Masala, appunto di Nughedu Santa Vittoria. I balli che si eseguivano in paese prima della creazione di questo ballo da parte di Tonino Masala erano su ballo antico, sa danza e su ballo zoppu, ma poi Tonino Masala realizzò questo ballo con una sua linea melodica particolare che si caratterizza per due momenti esecutivi, la parte a saseria e la parte allegrada. Il passo è strutturato con 3 movimenti più lenti e 3 veloci che vengono ripetuti per 3 volte. Successivamente avviene il cambio per s'allegrada, che viene sottolineato attraverso un cambio di tonalità da parte dell'organetto, strumento fondamentale nell'accompagnamento di questo ballo. Subassu Edrese a Nughedu viene ballato fondamentalmente in coppia, ma bisogna dire che nelle piazze della Sardegna, dove si ama ballare Subassu Edrese, il ballo viene eseguito prevalentemente in cerchio. Bisogna anche sottolineare un aspetto un po' negativo, perché da qualche anno si è aggiunta questa moda errata che non rispetta quelli che sono i canoni dell'estetica del ballo tradizionale sardo, ossia che al cambio di tonalità e quindi dalla fase a saseria per passare alla fase a s'allegrada, i danzatori spesso sollevano le braccia. Ecco, questo tipo di movimento non è ammesso, non è accettato nella estetica del ballo sardo. Purtroppo lo si fa e a noi non rimane altro che prendere atto di questa scelta, di questo mutamento del gusto estetico che non rispetta i canoni tradizionali. Ma ora è giunto il momento di entrare in Si Scuole Ballo, Subassu Edrese. Come sempre partiamo dallo studio della posizione. L'uomo sta dalla parte sinistra, la donna dalla parte destra, il busto deve essere eretto. Anche in questo ballo troviamo 2 momenti esecutivi. Il ballerino tiene la ballerina a sabrazzetta quando lo si balla in coppia, come è tradizione. Il braccio della ballerina deve poggiare sul fianco del ballerino, viceversa il braccio dell'uomo poggerà sul fianco della ballerina. Come vi dicevo, il ballo si caratterizza per 2 momenti esecutivi, il passo a saseria più cadenzato e il passo invece allegrado, il passo saltellato che si esegue in corrispondenza del cambio della musica nella tonalità più acuta. Si parte con il peso del corpo sulla gamba sinistra, la gamba destra è libera. Si devono eseguire 3 passi, uno di seguito all'altro, che hanno la stessa durata musicale, spostando il peso del corpo dalla gamba sinistra alla gamba destra e viceversa per 2 volte. 1, 2, 3, destro, sinistro, destro. Arrivati a questo punto ci troviamo proprio esattamente alla metà del passo, perché la parte finale è caratterizzata da 3 movimenti in sequenza, 1, 2, 3, che caratterizzano appunto il passo a Passo Edrese. Da questo punto proseguiamo con 3 passi. 1, 2, 3. Sinistro, destro, sinistro. Ma vediamolo in sequenza completa. Peso del corpo sulla gamba sinistra, gamba destra libera. 1, 2, 3. Destro, sinistro, destro. 1, 2, 3. Destro, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro. Destro, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro. La parte allegrada, la parte saltellata del passo, la si esegue esattamente nello stesso modo, se non fosse per il fatto che il passo va saltellato, ma va saltellato molleggiando sulle ginocchia, con una cadenza grave, ma allo stesso tempo molto allegra. Eseguiamo il passo saltellato. 1, 2, 3, destro, sinistro, destro, 1, 2, 3. Destro, sinistro, destro, 1, 2, 3. Unica variazione presente in questo passo è lo spostamento della coppia verso il centro del cerchio, in avanti e indietro, ma la struttura del passo rimane invariata. Partiamo dal passo base per mostrarvi come si va avanti e indietro. Peso del corpo sulla gamba sinistra, la destra libera. 1, 2, 3, destro, sinistro, destro, 1, 2, 3. Destro, sinistro, destro, 1, 2, 3. Destro, sinistro,
destro, 1, 2, 3. Questo ballo lo si può eseguire anche in cerchio, in catena. Le mani si tengono palmo a palmo, in questo modo, mantenendo la catena. La posizione delle braccia perpendicolari al pavimento non cambia, non varia, sia nel passo a Saseria che nel passo allegrado. Immaginiamo ora di danzare con tanti altri ballerini e quindi eseguire il passo come se fossimo in cerchio, partendo da Suvasso Serio per girarlo poi a passo allegrado. 1, 2, 3, destro, sinistro, destro, 1, 2, 3, destro, sinistro, destro, 1, 2, 3, destro, sinistro, destro, 1, 2, 3. Molto bene, e ora eseguiamo Suvasso Edrese, originario di Nughedo Santa Vittoria, accompagnato dalla musica. Destro, sinistro, destro, 1, 2, 3, destro, sinistro, destro, 1, 2, 3, destro, sinistro. Al cambio della musica il passo diventa saltellato.